Ore decisive, la bozza d'intesa sul tavolo del Premier Conte, pochi centimetri a un traguardo storico. Il ministro per gli affari regionali Erika Stefani che preme per avere il via libera all'autonomia entro domani al vaglio del Presidente del Consiglio le richieste di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Parla di riforma storica il governatore Luca Zaia, fiducioso che si stia per passare dalle parole ai fatti dopo le dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini, secondo cui il Consiglio dei Ministri sta per compiere il primo passo del percorso verso maggiori competenze alle tre regioni. Ma direi di sì, anche perché la fonte autorevole va nella direzione che tanto sperata. Abbiamo lavorato tanto, il progetto del Veneto lo si sa, è il progetto originario ed è il primo ad essere stato concluso. Il fatto che ci sia finalmente questo passaggio in Consiglio dei Ministri ci permette di dire che dopo l'approvazione della famosa intesa, che non è altro che la bozza di contratto tra la Regione del Veneto e il governo italiano, l'autonomia dovrebbe avere inizio concreto. Stiamo parlando sempre comunque di 23 materie come previsto. 23 le competenze, ribadisce il governatore, con un'impostazione chiara anche sul fronte della tassazione. Noi abbiamo iniziato questo processo, è pur vero che se si trasferiscono le 23 materie, 9 decimi o giubilei di tasse che tornano a casa ci sono perché comunque gestiamo le competenze.